iniziare e finire, portare il risultato a casa, e presto si sposteranno da via Cavallotti in altre zone. Scendiamo giù, andiamo verso via Sarginamento, perché lì ci sono 5 aziende, 6 aziende anzi, che attendono di ripartire, di avere un'accessibilità, e noi gliela daremo prestissimo. Ringrazio il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la dottoressa Dettori, è stata davvero una presenza amichevole, dura nel momento giusto, ma di grandissimo sostegno. Ci sono poche donne nelle COC, il COC è il centro operativo comunale, il luogo dove prendiamo le decisioni e coordiniamo tutte le operazioni, e ci sono poche donne, e ce ne sono ancora troppe poche in questa società di donne che invece possono dare un contributo, riescono a dare un contributo diverso, non dico migliore o qualitativamente migliore o peggiore di altri, ma è diverso, è una sensibilità che tocca anche il cuore, e in questo momento c'è bisogno anche di questo. Abbiamo fatto un grande lavoro per l'autorizzazione subito di tutte diciamo così, quelle infrastrutture che servono per poter lavorare, perché se non abbiamo una discarica dove scaricare, non possiamo trasportare, se non abbiamo dei luoghi di conferimento non possiamo andare avanti. Il Corpo Forestale in tutto il tema, in particolare dei rifiuti, della bonifica, della pulizia del centro abitato, è stato davvero presente. Ringrazio il prefetto e il questore di Nuoro, tutte le forze dell'ordine da loro coordinate, quindi la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza, la Compagnia Barracellare, che sta coordinando tante altre compagnie barracellari che da tutta la Sardegna vengono di notte a garantire i presidi, quindi grazie Scanzolo a nome per tutti i barracelli di Bitti e di tutta la Sardegna che ci sta dando una mano. E poi i carabinieri. Bitti con l'Arma dei Carabinieri ha sempre avuto un feeling particolare, l'abbiamo sempre percepita come una presenza rassicurante. Bene, il lavoro che stanno facendo è davvero incredibile, ringrazio il capitano, il Gennaro, il luogotenente Carbone, tutti i carabinieri, veramente un lavoro importante dalle prime ore, già da quando abbiamo percepito che la situazione era ancora più drammatica rispetto a quella che si prospettava. I carabinieri, assieme alla polizia, assieme ai volontari della Croce Azzurra, alla protezione civile, erano lì per cercare di garantire sicurezza alle persone. E diciamo così, un encomio particolare ai 2 carabinieri che hanno salvato qua dalle acque Pascaleddu, che va naturalmente il nostro saluto, perché credetemi che in quella situazione, senza conoscere cosa avevano sotto i piedi, perché nessuno sapeva cosa c'era qua nella piazza con 1,5 metri d'acqua, hanno salvato una persona e non hanno avuto un minimo dubbio sull'azione che devono compiere. Non conosco i loro nomi, non li ho visti, non so chi sono, non li ho ringraziati, però questa è l'Arma dei Carabinieri e noi ne siamo orgogliosi. Ringrazio anche a Banoa, l'acqua è stata una delle emergenze prime che abbiamo dovuto affrontare. Per difenderci dall'acqua ci serviva l'acqua. Mi dispiace per le famiglie nelle quali si è arrivati più tardi, ma le condizioni di intervento erano davvero critiche. Nonostante questo, tutte le squadre, anche gli operai, poi i fontanieri di Bitti, le persone che conoscono il territorio, i dirigenti di Bitti e tutta la squadra della Banoa ha davvero lavorato senza sosta per cercare di ridarci i servizi minimi, e ci siamo riusciti. La TS Sardegna è impegnata con la nostra Marilena, Lucia, insomma tutto l'ufficio dei servizi sociali, per organizzare tutte le attività di screening legate al Covid. Vi prego di questo, non possiamo permetterci una diffusione di Covid in questo momento. I casi sono aumentati, ma il protocollo Bitti che avevamo così tanto sponsorizzato in quelle settimane ci è venuto incontro anche in questo momento,
col supporto poi di ATS, dei nostri medici che stanno facendo i tamponi. Dobbiamo tenere la situazione sotto controllo. Mercoledì avremo uno screening più diffuso, stiamo ancora definendo le procedure e le modalità, per cui non voglio anticipare niente, lo farà direttamente l'ufficio che se ne sta occupando, però è un tema che non dobbiamo sottovalutare, è fondamentale che ci aiutiamo anche in questo senso. Benissimo il volontariato, andiamo dai parenti perché dobbiamo aiutarli, dagli amici, però facciamolo in sicurezza. Ringrazio anche l'ANAS, sai, sono quelle situazioni che non si citano mai, non li vediamo, sono lontani, ma il lavoro che stanno facendo sul ponticello di Macarronare per ridarci la viabilità verso la 389 è davvero eccellente in termini di tempistica e delle professionalità, e anche gli operai che stanno lavorando tutti hanno e sentono forte l'obiettivo di riaprire entro pochi giorni quel ponte alla circolazione. Ringrazio il Genio Civile, oggi non c'è qua, devono fare proprio attività di supporto a ciò che stiamo facendo, anche loro sono stati molto presenti e hanno suggerito subito soluzioni per far avviare alcuni cantieri immediatamente. Stiamo già predisponendo l'intervento per il ponte di Goloneo per risolvere una criticità di trasporti importante, e vi posso assicurare, ve lo dico con assoluta certezza, che già dalla prossima settimana, contestualmente allo sgombero delle macerie, ripartiranno i lavori di ripristino per ridare normalità a questo paese il prima possibile. Mercoledì poi col commissario, il commissario ha convocato un incontro che già noi stavamo organizzando con tutti gli enti regionali, e noi mercoledì avremo il cronoprogramma degli interventi per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio. Io mercoledì devo sapere quando saranno pronti tutti i progetti, quanto tempo serve per fare la gara d'appalto e quando iniziano i lavori. Io mercoledì sera mi collegherò per dirvi i lavori di mitigazione del rischio inizieranno questo giorno e saremo tutti pronti, attenti a vigilare perché questo succeda. I poteri straordinari dati dall'ordinanza del governo non possono essere sprecati, non ce lo possiamo più permettere. Ci sono tanti liberi professionisti, tecnici e tante imprese private che stanno lavorando, ma non stanno lavorando solo perché poi avranno una giusta retribuzione per ciò che fanno. Sentono fortissimo il carico della responsabilità che hanno, ossia ridare trasporti, appunto, vie di accesso alle case, ripristino dei luoghi, della sicurezza dei luoghi. Stanno lavorando davvero tantissimo e li voglio ringraziare perché anche loro, quando riescono a raggiungere un obiettivo, si commuovono e lo sentono loro. Ecco, attorno a Bitti in questo momento c'è questo sentimento, tutti si sentono un po' bittesi e questa è una cosa bellissima. Grazie a Don Totoni, che credo sia qua presente, per le belle parole di conforto e di sostegno di questi giorni nei miei confronti, tutti quelli che stavano lavorando e soprattutto delle famiglie che hanno sofferto di più e che continueranno a soffrire di più a causa di questa alluvione. E ho visto negli occhi dei familiari delle vittime una grande commozione per le parole usate durante la commemorazione in cimitero. Ringrazio tutti coloro che stanno generosamente donando di tutto, risorse, beni di ogni tipo. Io ho fatto un appello, lo rifaccio oggi, per rallentare diciamo di bloccare l'arrivo di altri beni. Non dobbiamo, abbiamo tutto ciò che ci serviva, dobbiamo pensare che da qualche parte in Italia o nel mondo c'è qualche situazione che ne ha bisogno più di noi. Queste emergenze non devono essere occasioni per riempire i magazzini, non lo dobbiamo fare, non l'abbiamo mai fatto e ripeto, non c'è solo Bitti, ci sono tanti luoghi che hanno bisogno di aiuto, però grazie davvero a quanti stanno attivando
raccolte di fondi, sono già arrivati oltre 400.000 euro e dopo nella delibera del Consiglio vi dirò e vi diremo come li utilizzeremo subito, perché chi dona un euro a Bitti deve sapere che questi soldi arrivano dove c'è bisogno e arrivano in fretta. Ringrazio l'ufficio stampa del Comune. Molti non sanno che cos'è un ufficio stampa e non immaginano quanto sia importante in un'occasione di questo tipo. Senza l'ufficio stampa sarebbe stato tutto più difficile e l'ufficio stampa è Pietro, per me Pietro Calvisi, sta facendo un bellissimo lavoro, perché quando c'è un'emergenza di questo tipo serve azione, serve programmazione, ma serve anche comunicazione. Guai se comunichiamo una cosa diversa da ciò che siamo. Visto che noi abbiamo l'orgoglio di comunicare il fatto che siamo una comunità così forte, così coesa, così unita, non una polemica, non un'isteria in tutto questo. Ho detto l'altro giorno una battuta, sono andato a fare il primo giro e sono tornato con la tremarella, ma la tremarella era determinata dai caffè che mi offrivano in ogni casa. Questa è una comunità straordinaria. E io ho provato sempre a rappresentarla con dignità. Qualche volta ce l'ho fatta di più, qualche volta di meno, però l'impegno e il mio cuore batte solo per Bitti. In questo momento c'è solo questo, dentro i miei pensieri, dentro i miei sentimenti. C'è qualcosa di più dell'amministrare o di vedere la distruzione, c'è la voglia e la fretta di immaginare il paese che sarà, perché in questo momento nella mia testa c'è il paese che sarà e vi posso assicurare che sarà un paese nel quale vivremo più sicuri, vivremo meglio e sarà anche un paese più bello. Ci sono, assieme alla sofferenza dei familiari delle persone che sono andate via, c'è anche quella delle persone a cui dovremmo demolire la propria casa. Ho incontrato qualcuna oggi, è una sofferenza inimmaginabile. Quando si dice quella frase non lo puoi immaginare, è proprio vero, non lo puoi immaginare, nessuno può immaginare se non lo vive personalmente cosa vuol dire buttare giù una vita di ricordi, di pensieri, di familiarità, di sacrifici, di decenni e di generazioni che si sono alternate magari per costruire quella casa. Però non abbiamo alternative in questo momento. Noi a questo problema, dove serve, non abbiamo alternative, ma le dobbiamo dare. Dobbiamo fare in modo, come ha detto una persona oggi che non vive a Bitti ma che rientra spesso, un uomo simpatico, un uomo presente a ogni occasione di festa, ecco, la tua casa è Bitti, la tua casa dove sei nato non c'è più, ma la tua casa è Bitti e noi queste persone le dobbiamo far sentire importanti per la nostra comunità, perché nessuno deve andare via dal nostro paese o deve poter non tornare perché ha perso qualcosa. Quella cosa la ricostruiamo da un'altra parte, troveremo soluzioni, però ognuno si deve sentire sempre a casa a Bitti. Ringrazio anche le tante persone che non vediamo qua per strada, ci sono punti raccolta diversi nel paese che si occupano di smistare, raccogliere, distribuire i beni di prima necessità che ci stanno portando. Ci sono cooperative che stanno facendo un lavoro a tutte le ore della notte, rinunciando agli affetti familiari, che iniziano la mattina presto e finiscono a mezzanotte, all'una. Non le vediamo, ma ci sono e le voglio ringraziare. Ringrazio per ultimo la mia famiglia, mia moglie, è qua, mi pare, è andata via, era stata commossa, no, il mio bambino, Valeria, non è qua, mia sorella, mio fratello, sono tutti coloro che senza dire niente, senza dire una parola, mi fanno capire che sono importante per loro e che si fidano di me. Ecco, questa è la cosa che
che mi dà fiducia, si fidano di me, e si fidano di queste persone splendide che sono qua con me, Peppe, tutti quanti, e sanno che ce la facciamo. Per dare un po' di operatività a questo consiglio, perché questi non sono solo ringraziamenti, è un modo anche per ripercorrere ciò che è stato Bitti in questa settimana. Sembra che siano passati mesi, invece sono passati 6 giorni. Ieri col commissario abbiamo fatto 5 ore di riunione e abbiamo già fissato tutti i paletti per dividerci i compiti, per decidere chi fa che cosa. Prestissimo, poi ce lo dirà lui, la struttura commissariale attiverà tutte le cose che servono per rimediare ai danni e per preparare la ricostruzione. Di questo ci parlerà meglio Antonio. Io prima di passare all'approvazione della delibera vi voglio spiegare che cos'è questa delibera. È una cosa semplicissima. Arrivano i soldi delle donazioni, noi li mettiamo in un capitolo di spesa, ci sono già. Domani, credo già domani, pubblichiamo l'avviso per le imprese. Devo precisare questo, partiamo prima dalle imprese, perché loro hanno perso tutto e devono poter ripartire. E questa perdita si somma alla gestione di un momento già difficilissimo come quello che abbiamo ereditato dall'emergenza Covid, dove già abbiamo rischiato che diverse attività chiudessero i battenti. Qua non deve chiudere nessuno e noi le aiutiamo subito, veloci, senza burocrazia, nel senso che la burocrazia che c'è la facciamo noi e facciamo in modo che entro Natale tutti abbiano la prima tranche di aiuti, alla quale poi si sommerà naturalmente la prima tranche di aiuti, che sarà scaglionata per fasce, perché c'è chi ha avuto danni, c'è chi ha perso merci, c'è chi ha perso materiali, macchinari, mezzi, c'è chi ha perso tutto. Quindi noi gradualmente, ci sono aziende piccole e ci sono aziende con 10 dipendenti e quindi dobbiamo in modo proporzionato e equo sostenere ognuno di loro. Ecco, la delibera che approviamo oggi approva proprio il regolamento comunale per il fondo di solidarietà per l'alluvione del 28 e 29 novembre. Io lo so che c'è sempre diffidenza quando si dicono queste cose, però noi abbiamo già organizzato tutto perché si possa fare, si può fare, lo facciamo e ripartiamo con più ottimismo. Chiudo con una battuta perché un po' dobbiamo anche sdrammatizzare, perché col sorriso si lavora meglio, ci si aiuta di più, si risparmiano tante energie e ci si incoraggia. Per dare il senso di qual è la percezione di ciò che stiamo facendo a Bitti, c'è un blog, si chiama Radio Limbara, sono ragazzi simpaticissimi che su Facebook scrivono cose simpaticissime. Allora, ieri hanno pubblicato, sapete che la Sassari Olbia è l'opera incompiuta della Sardegna, non si finisce mai. E allora c'era scritto: volontari di Bitti puliscono una strada e vanno a finire la Sassari Olbia. Allora, questa è la sensazione che si ha di Bitti in questo momento e di tutte le persone che ci stanno aiutando, che siamo in grado di fare insieme a tutte le istituzioni cose importanti, cose che devono far vedere all'Italia che anche in un paesino molto piccolo possono succedere cose straordinarie. Quindi da qua ripartiamo con fiducia, con vicinanza. Vi chiedo quando abbiamo qualcosa da dirci, di dircelo subito, senza veemenza, con serenità, con tranquillità, sapendo che ognuno di noi ha tantissime cose a cui pensare, quindi o ci aiutiamo oppure, come stiamo facendo bene, oppure è più complesso. Davvero grazie a tutti. Io voglio che prima dell'approvazione della delibera intervenga il commissario Antonio Belloi per
per portare tutto il suo sostegno, perché lui per noi oggi è il riferimento, la persona più importante con la quale ci dobbiamo rapportare. E non vi nascondo che essere due quarantenni sono convinto che ci aiuterà, perché tu quasi, sei anche più piccolo di me, però c'è una grandissima sintonia tra di noi, voglio che lo sappiate, perché le cose funzionano se c'è questa sintonia, perché quella dà fiducia l'uno nell'altro, ci sosterremo, ci appoggiamo l'uno all'altro e diamo una mano a questo Paese per liberarsi di questa paura una volta per tutte. Grazie, adesso la parola a Antonio Bellori. Ringrazio il sindaco, vorrei ringraziare anch'io, consentitemelo, tutte le forze in campo, a partire dai colleghi Vigili del Fuoco che dal primo giorno sono impegnati in questa emergenza, e hanno dimostrato, come sempre in tutti gli scenari, un grande spirito di abnegazione, il volersi impegnare per far risollevare le nostre comunità. Lo hanno fatto dal primo giorno. Io ricordo che una settimana fa a malapena siamo riusciti a metterci in contatto con il sindaco via radio. Oggi siamo in questa piazza e non c'è più il fango. Questo è il segnale più importante della reazione all'emergenza che è stata dimostrata da tutte le forze in campo.